Lottate contro loro in modo tale da porre fine a questa lotta che Dio ha quindi deciso che dovesse essere combattuta in questa guerra santa. Sono degli infedeli loro, sono quindi dei traditori, siete voi i fedeli, siete voi ad essere dalla parte giusta, siete voi a avere ragione, avrete quindi vittoria e dignità. Dio è grande, Dio è grande, Dio è grande. Le 9:35. George Bush ritorna da Camp David alla Casa Bianca. Parla alle 10. Dice: Saddam Hussein ha raddoppiato gli sforzi per distruggere il Kuwait e il suo popolo. Confidiamo che le forze della coalizione portino a compimento la missione. Fermatevi un attimo e dite una preghiera per i soldati e le soldatesse che rischiano le loro vite per la libertà del Kuwait e per quella di tutti noi.